È una promessa che io avevo fatto alla cittadinanza sandonatese, che i primi 4 bus elettrici sarebbero entrati in servizio nel comune di San Donà per quanto riguarda l'urbano. E finalmente ci siamo arrivati, eccoli qui dietro di noi. Avere una linea di autobus non inquinanti che mettano in contatto più stretto tutte le aree della città significa avvicinarci a quella città, e intendo città come area vasta del Sandonatese di 15 minuti, che ormai a livello internazionale è considerato uno degli elementi fondamentali della qualità della vita. Io credo che Città Metropolitana sia da molto tempo impegnata in questo fronte. È chiaro che tutto viene fatto assieme a loro e con loro, e assieme a Città Metropolitana condividiamo questo percorso. Su indicazione di ATO anche di tutti i sistemi ADAS e tutti i sistemi antincendio, tutti i sistemi antiribaltamento sono stati tutti richiesti nella gara, e quindi noi abbiamo fatto e presentato un prodotto completo di tutti questi sistemi. Avere una mobilità sostenibile è sicuramente un enorme passo avanti sulla qualità della vita e su quella che è ormai la direttrice fissata della nostra amministrazione, lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e della società, e partire dalla mobilità è sicuramente un passo molto felice e molto importante. Adesso finalmente l'elettrico è maturo, però come sempre dico io, l'elettrico è un passaggio, perché io credo che il futuro sia l'idrogeno, assolutamente l'idrogeno.